coinvolgere i longevi sia nella relazione, cosa che è stata presentata nel progetto, ma in particolare nel coinvolgimento nel renderli protagonisti attivi di reti di relazioni, in particolare con le scuole, perché la pandemia che ha sostanzialmente limitato, bloccato le attività di relazione che c'erano fra le generazioni, adesso invece devono essere riprese. Ma riprese in particolare perché i longevi che si sono trovati in questa realtà isolate, in questo momento il loro protagonismo noi lo vogliamo portare all'interno del rapporto con le generazioni. Questo afflato donativo dei longevi che va nelle scuole a ricostruire i legami generazionali, e qui sentite la parola famiglia che si sente particolarmente in questo tipo di progetto, perché così vedono i ragazzi, vedono questi longevi che fanno i volontari, e quindi è come dire uno stimolo anche per i ragazzi a capire che cosa vuol dire darsi agli altri, donarsi, e in questo i longevi sono dei buoni testimoni per il territorio. E volevo anche dire questo, che mettere al centro i longevi in un recupero di legame tra le generazioni vuol dire mettere al centro i longevi, e lo diciamo sempre, ad essere ancora le radici che danno la linfa alla pianta, ma radici che sono una rete di radici. Quindi quando noi diciamo come il longevo può essere protagonista di reti, di relazioni. Quindi quello che noi vogliamo fare con questo progetto è fare in modo che ci sia non un qualche cosa che finisce col progetto, ma questo progetto che sia una realtà che mette in moto poi sull'ulteriore attività. È bene che questo avvenga all'interno di una rete di associazioni come è questa rete. Infatti non finiremo mai di ringraziare Silvana che si è fatta carico di questa rete. Io le farei un applauso perché ne avete veramente che i comuni che sono nostri parte in questa cosa, ma in questo momento io devo veramente che l'individuazione di sostenere l'invecchiamento attivo da parte della Regione come dire, propulsione per una società più inclusiva, io credo che questa sia una scelta ottimale. Quindi grazie veramente anche alla Regione.